Mattia Grandoni, termine della partita con il Fossano, una sconfitta si può dire che è arrivata dopo un grande pressing del Fossano, specialmente negli ultimi minuti, però tu hai segnato un gran gol, sei contento del gol? Sì, 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 sono molto contento del gol a livello personale, però rimane l'amaro in bocca per la sconfitta immeritata, però anche loro sono stati bravi nonostante la posizione in classifica, non hanno mai mollato, erano anche sotto di un uomo e quindi fino alla fine hanno provato e hanno ottenuto a mio avviso un grandissimo risultato perché noi sul 2-1 potevamo gestire forse meglio la palla e non è stato fatto e vabbè, andiamo avanti, adesso mercoledì abbiamo un'altra partita e quindi da domani si volta subito pagina. Nel secondo tempo, appunto, come dicevi tu, loro hanno fatto un grande pressing, hanno fatto anche, comunque ci hanno creduto fino all'ultimo minuto. Voi come vi siete sentiti in campo in quel momento, del loro pressing? Guarda, è stato molto rapido, non ci siamo quasi neanche resi conto, pensavamo, non voglio dire che eravamo presuntuosi, che sapevamo già di vincerla, però non siamo stati in grado di gestire queste situazioni che sono fondamentali, anche comunque se stiamo tra virgolette salvi, siamo sereni, non possiamo permettere di perdere punti così. E ci deve servire a noi per crescere come squadra e ci deve servire in futuro assolutamente. Al di là della partita, comunque il tuo inserimento è stato fantastico, quest'oggi appunto hai coronato con questo gran gol, come ti senti in questa squadra? Ma veramente, veramente bene, mi hanno accolto in una maniera incredibile e posso solo che ringraziarli. Abbiamo ancora 10 partite da fare e quindi sono molto contento di stare in questo gruppo e il gol penso sia la ciliegina sulla torta, però ancora la strada è lunga, finiamo questo campionato e poi si vedrà. Grazie. Grazie. Dibattito